canto d'ingresso, innalzate nei cieli lo sguardo al numero 225. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nei cuori l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù. Vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo, sorgerà dalla casa di David, il Messia da tutti invocato. Prenderà da una vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. La liturgia ci offre degli spunti particolarmente vivi e intensi per ravvivare la nostra fiducia, la nostra speranza nel compimento delle promesse del Signore. Vogliamo aprire il nostro cuore per lasciarci rinnovare dalla fedeltà del Signore. Gli affidiamo la nostra pochezza e la nostra fragilità. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Christe eleison. Che vieni perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, o Padre, la nostra redenzione. La nuova nascita del tuo Figlio unigenito ci liberi dalla schiavitù antica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Pertanto ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Costoro dimoreranno nella propria terra. Parola di Dio. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. I giorni fioriranno giustizia e pace, perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e la pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre. Della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e la pace. Alleluia, alleluia, alleluia. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai, vieni a liberarci con braccio potente. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Nella prima lettura il profeta Geremia ricorda ai suoi contemporanei la fedeltà del Signore. Israele, a causa della rottura dell'alleanza con Dio, è andato in esilio a Babilonia. Ma questo esilio non è definitivo, è un periodo di purificazione, di rinnovamento interiore. Dio ricondurrà il suo popolo nella sua terra. La fedeltà di Dio alle sue promesse, alle sue parole. E l'esilio è il momento di purificazione e Israele ritornerà rivivendo l'esperienza dell'Esodo. Come nell'Esodo ha avuto un'esperienza forte di Dio al Sinai, momento nel quale è stato costituito popolo dell'alleanza, così con il ritorno in patria rivivrà un'esperienza nuova di Dio, perché Dio non ha mai ritirato la sua promessa, la sua parola. Il brano del Vangelo, anch'esso, è sulla linea della fedeltà di Dio. L'Evangelista Matteo ricorda alla comunità cristiana gli antefatti della nascita di Gesù e presenta come uomo di riferimento, come persona di riferimento della fedeltà di Dio. L'Evangelista Luca, lo sentiremo nei prossimi giorni, ci presenterà la figura di Maria. Matteo accentua il ruolo di Giuseppe negli eventi del Natale e dell'infanzia. Giuseppe è l'uomo scelto da Dio per dare compimento alle promesse che Dio aveva fatto al suo popolo attraverso i profeti. Il discendente di David regnerà su Israele. Il discendente di David donerà la salvezza non solo a Israele, ma all'intera umanità. E Gesù prende la discendenza davidica da Giuseppe. È a livello giuridico che prende questo compito, perché sappiamo bene, e lo ha detto l'angelo in sogno a Giuseppe, che quel bimbo che è nel grembo di Maria è opera dello Spirito Santo. Giuseppe viene definito come uomo giusto, cioè colui che si rende disponibile al progetto di Dio, colui che collabora con Dio nel dare compimento alla sua parola. Ecco il giusto biblico. Abramo è il giusto, Giacobbe è giusto, i profeti sono giusti, perché danno il proprio apporto a che la parola del Signore si realizzi, si compia. Ciascuno di noi, sulla scia di Giuseppe, di Abramo, dei giusti dell'Antico Testamento, è chiamato a dare il proprio apporto, perché il progetto salvifico di Dio continua nella storia, trova in Gesù il punto focale, ma da Gesù riprende la sua corsa fino alla conclusione della storia umana. E ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio apporto per
questa storia si realizzi nel meglio. Pagina 30. Il Signore viene a redimerci con la forza della debolezza e della povertà, affidandoci a Lui e al suo misterioso modo di operare. Preghiamo insieme e diciamo: vieni in nostro aiuto, Signore. Vieni in nostro aiuto, Signore. Per la Chiesa, perché come San Giuseppe sia pronta ad obbedire alla voce del Signore, anche quando questa appare oscura e poco comprensibile. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. Per il Papa, i Vescovi e tutti i pastori della Chiesa, perché nel loro servizio siano aiutati e confortati dalla sollecita collaborazione di tutti i fedeli. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. Per quanti sono chiamati alla consacrazione religiosa, perché con generosità rispondano all'invito del Signore e gli diano testimonianza con la loro vita casta, povera e pienamente docile alla sua volontà. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. Per i poveri, gli anziani e coloro che soffrono la solitudine, perché attraverso l'amore e l'attenzione operosa dei fratelli facciano esperienza che Dio è davvero Dio con noi. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché possiamo scoprire che Dio continua a compiere meraviglie di grazie per noi e in noi. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore. O Padre, che nell'Eucaristia continui a donarci il tuo Figlio, l'Emmanuele, ascolta con paterna benevolenza la preghiera della tua Chiesa e fa che sperimenti ancora i prodigi del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua sia segno della nostra unione con la vita di Dio, colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio. Preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Signore, ricevo da tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria per il tuo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa. Il sacrificio che celebriamo, o Signore, ci renda graditi al tuo nome
perché possiamo partecipare alla vita eterna del tuo Figlio che, facendosi mortale, ha guarito la nostra mortalità. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per il Cristo, Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera e esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Veramente santo, ed è giusto che ogni creatura ti lodi del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni intero, conferma nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, nostro servo, nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, per Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, con fiducia di figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il tuo popolo cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Preghiamo. Disponi, o Padre, i nostri cuori a ricevere nel Tempio vivo della Chiesa la tua misericordia, perché possiamo prepararci con devota esultanza alla festa ormai vicina della nostra redenzione.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. 256. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signore, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creatore, Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno delle genti il canto, e m'ha esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo è santo, Lui solo è santo.
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Prima delle preghiere mattutine a Maria, celebriamo insieme il terzo giorno della novena di Natale. Terzo giorno, prepariamo le vie al Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ora dice di esse che stai come vessillo per i popoli, in tua presenza i re rimangono in silenzio, e a te si rivolgono le nazioni, vieni a liberarci, non tardare. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera iniziale di questo terzo giorno della novena di Natale. Dio di speranza, radice di esse, tu che hai fatto sbocciare la vita dalla stirpe di Davide, guarda con favore il tuo popolo. Nutri in noi la fede e la speranza affinché possiamo crescere come rami forti sulla radice della tua grazia. Fa che possiamo essere testimoni della tua presenza nella nostra vita e nel mondo, portando frutti di amore, giustizia e pace. Ti preghiamo, Signore, di venire a liberarci con il tuo potente braccio, per Cristo nostro Signore. Amen. O chiave di Davide, scettro della casa di Israele, che apri e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può aprire, vieni e libera dalla prigione il prigioniero seduto nelle tenebre. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne così. Maria, sua madre, essendo stata fidanzata con Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era un uomo giusto e non voleva ripudiarla, decise di lasciarla segretamente. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu gli metterai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiameranno Emanuele, che tradotto significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Carissimi fratelli e sorelle, il terzo giorno della novena di Natale ci introduce nel mistero dell'annunciazione a Giuseppe. La storia di Giuseppe, uomo giusto, ci offre un'ispirazione preziosa sulla fiducia e sull'obbedienza nella volontà di Dio. Immaginate per un attimo la situazione in cui si è trovato Giuseppe. Fidanzato con Maria, scopre che è incinta prima di iniziare la loro vita insieme. In un primo momento la delusione e la confusione devono averlo colpito profondamente. Tuttavia, la sua giustizia si rivela quando decide di lasciarla segretamente, evitando di metterla pubblicamente in imbarazzo. La pena che doveva pagare Maria per questo affronto a Giuseppe, tra virgolette, era punita con la lapidazione, ma Giuseppe scelse il contrario. Dio, nella sua infinita saggezza, interviene nei sogni di Giuseppe. Un angelo gli appare rassicurandolo sul fatto che Maria è incinta per opera dello Spirito Santo e che il bambino che partorirà Maria sarà il Salvatore del mondo, l'Emanuele.
Carissimi fratelli e sorelle, questo è un atto di obbedienza e fede straordinaria, perché Giuseppe accoglie il piano divino e prende con sé Maria come sua sposa, obbedendo a Dio. La lezione che possiamo trarre da questo terzo giorno della novena, da Giuseppe e dalla sua fede profonda, è quello che lui ci mostra come la giustizia possa essere equilibrata dalla misericordia e dalla fede. Infatti Giuseppe non si limita a seguire la legge, ma ascolta il messaggio divino e agisce di conseguenza. Fratelli e sorelle, San Giuseppe diventa adesso così, con questo suo gesto, uno strumento nella realizzazione del piano divino di salvezza. Allora, fratelli e sorelle, in questo terzo giorno della novena possiamo riflettere sulla nostra capacità di fidarci della volontà di Dio, anche quando la situazione sembra oltre la nostra comprensione. Da questo passo del Vangelo possiamo imparare da Giuseppe a essere aperti alla guida divina nelle nostre vite, a superare le nostre paure e ad accogliere con gioia il miracolo dell'amore di Dio. L'augurio che vi faccio in questo terzo giorno della novena di Natale è che possa ispirarci a essere uomini e donne giusti, pronti a seguire la volontà di Dio con fiducia e speranza, nella consapevolezza che come Giuseppe possiamo essere parte del piano divino di redenzione. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera finale di questo terzo giorno della novena di Natale. Dio di amore, ti ringrazio per la tua presenza mantenuta nella nascita di Gesù, il Messia atteso. Fa che possiamo imparare da Giuseppe, uomo giusto e obbediente, ad accogliere con fiducia i tuoi piani per noi. Apri i nostri cuori, o chiave di Davide, affinché possiamo sperimentare la libertà che solo tu puoi donare. Concedici la grazia di essere portatori di speranza e di aprire le porte della tua misericordia a coloro che sono prigionieri delle tenebre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, ricevete la benedizione in questo terzo giorno della novena di Natale. A voi che attendete con gioia la venuta del Salvatore, scenda la potente benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo insieme le preghiere mattutine a Maria di oggi, 18 dicembre 2023, terzo giorno della novena di Natale. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.